Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. In primo piano la cronaca: vuole fuggire con una tredicenne, ma i genitori della ragazza intervengono e fanno arrestare lo stalker ventenne. La procura di Catania ha ottenuto dal GIP l'ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari nei confronti del giovane catanese ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ragazzina e dei suoi genitori. L'adolescente avrebbe conosciuto il ragazzo in una chat instaurando un rapporto affettivo virtuale. Un grosso incendio si è sviluppato nella serata di ieri all'interno di un'officina di pneumatici che si trova al piano terra di uno stabile di 4 piani al villaggio Sant'Agata a Catania. Poco dopo le 20 i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti sul posto con 2 squadre. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per ora, sgomberati gli appartamenti, sono in corso indagini per capire le origini del rogo, non si registrano feriti. Blitz della polizia a Palermo: gli agenti hanno identificato e arrestato un residente dello Zen che nella cucina del suo appartamento deteneva droga già confezionata e materiale per il confezionamento. Era occultata all'interno di una scatola di cioccolatini. I carabinieri della compagnia di Carini, restiamo a Palermo, hanno arrestato una coppia di pensionati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari insospettiti dal forte odore di marijuana proveniente dall'interno dell'autovettura su cui viaggiavano i coniugi hanno eseguito la perquisizione, trovando occultati nei sedili posteriori quasi mezzo chilo di hashish e circa 200 grammi di marijuana, oltre 1.200 euro in contanti di banconote di vario taglio. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.